Bella ragazza della treccia bionda, per nome vi chiamate bene. Volevo ringraziare per la vostra presenza dentro della programmazione della 10ª Festa Italia di Serafina Correa. Stasera abbiamo il 7º concorso di arte scenica. Per fare la presentazione invitiamo gli presentatori, il dottore Bianor Gelling e la signora Marlette Gasparin Pacassa. Dimandiamo a tutti i ragazzi che dasse posto ai pivetti, che vengono qua davanti, alza le carreghe ai pivetti, que se poste qua. Pedimos a todas as crianças que oportunizem o lugar nas cadeiras às pessoas de mais idade, podendo virem aqui na frente e sentarem-se. Assim poderemos acomodar a todos e termos o conforto geral. Graças. Buonasera a tutti. Buonasera. Siamo qua per presentare il 7º concorso d'arte scenica che ha l'obiettivo principale di far rivivere la cultura italiana, valorizzando i costumi e le tradizioni dei migranti, ripassando per le nuove generazioni. Insieme a me abbiamo la Marlette Gasparin Pacassa, una grande incentivatore della cultura italiana. Buonasera a tutti. Abbiamo la soddisfazione di contare con Bianor Gelling. Lui che è un alemán, ma che piace tanto coltivare la tradizione italiana. Lei è anche locutore di radio e lavora nella prefettura municipale di Guaporé. Il gruppo vincitore di questa notte sarà classificato in primo, secondo e terzo posto e riceve ancora i trofei. E riceve anche premi in soldi. Terzo posto 200 reali, secondo posto 300 reali, primo posto 500 reali. Gli altri gruppi partecipanti ricevono una menzione honrosa della commissione organizzatore. Lei è un grande incentivatore della cultura italiana e ha presentato diverse pezzi di teatro in dialetto veneto. Chamemos il signor Eduardo Antonio Marin. Lui è il staffino militare del Papa Giampaolo II, il è agricoltore, segretario del sindacato dei contadini e anche rappresenta pezzi di teatro in dialetto veneto. Chamemos il secondo giurato, il signor Clausir Ferronato. Ela è professore staduale e anche la incentiva gran tanto tutto quel che viene avanti la cultura italiana. Ci abbiamo adesso la signora Alice Casagrande Isotò. Il quarto giurato è l'intellettuale della prefettura di Serafina. Il ha scritto belle poesie pubblicate e è anche il direttore culturale dell'Associazione della Gioventù Veneta Lombarda di Serafina Correa. Chamemos il signor Jorge Azevedo Santino. E per completare la tolla dei giurati, abbiamo il quinto giurato di questa sera. Lui che piace scherzare e contare frottole, ed è anche
un grande incentivador della cultura italiana. Giochiamo le mani per il signor Flavio Socol. Primamente il mio saluto a tutti quanti, buonanotte ai italiani che sei qua e che stasera vedremo i teatri italiani, perché tutto va bene e diamo la benedizione a tutti, che il Signore nos benedica insieme con la Vergine del Rosario. Primamente il saluto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così via. Chiamando il primo concorrente del 7° concorso d'arte scenica. Una volta gli diceva che la casca era il posto delle formiche minere, il posto delle grandi ventanie e il posto delle terre magre. Ah, che sbagliati che s'erano! Le formiche minere, se che qualcuna ancora, e le preserva come un animale in estinzione. Le sue nuove case solide non le ha più paura delle ventanie e le terre magre le se diventate gorde lavoro, che produce fasoi sonsa, miglio, formento e un po' di tutto. E tutto quel progresso produttivo e si arriva anche nel teatro. La nuova produzione di Casca è il gruppo Radice con la peça La Ultima Luna e sciocchiamo le mani per loro. Ho tanti pensieri, Toto, tanti pensieri. Pensieri? Ma pensieri di che? Però dimmi, quanti anni che... Oh, sono 9 anni ancora, o sono 40 anni. E te parlano di che sia pochi? E ma arrivate quando? Oh, ma che ne è tanto tempo ancora. Te lo sai che non mia tanto tempo così, no? Che sai che la stagione la passa? E vengo a parlare perché dove catare la mamma che l'era conoscesta, ma mica mi tocca catare in uno strano, e mia facile così, no? Dove che la mamma l'era conoscesta? Era una strana anche quella, non che l'era conoscesta. Allora avevo fatto come catarla? L'avevo catata in te un baile. Allora perché non mi fai un baile anche per me? Questa era mia madre, no? Andò a vedere che il figlio è letto qua in saligna che rentolino me ne posto. Ancora ti fanno di fare un baile sul partito? E chi ti regalaria a sto baile? Dove che nello cabimento? Quando si dice una volta di no, a se no e non si parla più, Dove che si capisce? Lo faremo pronto? Lo faremo stasera allora? Sì, se lei papà lo sia ancora stasera, subito. E che fin dato spista sotto? Sotto che? Bisogna che mi dighi sotto cosa, Sotto in piedi, la voglia di parlare. Anche male, perché se n'erano i posti di vedere. Ascoltami qua. Se lei papà sto baile, è meglio che scommissiamo sui. Perché chissà non vi passa qualche numero della strada che non sente, loro lo abbiamo stasera se ne fa fare. Ti fa posto qua, porta via della torre di qua che vi porto nel mio strumento. Per scaldarlo su, chissà non vi passa qualche numero lì fuori che non sente zagnarente. Ti vai a prontarti bella, che stasera ti vuoi vederti bella, Ma posso pintarmi anche i laberi? Ma solo quelli, E fate svelti.
Pacifico per la strada, questo mi si assiste degli brutti urli, verate strani. Gesù Maria non pensai tra di me, cosa potrà essere che io lì? E passi a lì, ho sentito che veniva fuori il barullo dei parenti. Era curioso, ma chi era? Per me devo dire, studiare sempre per Mattia lì, scende questo qua, guarda. Ah, santo Dio! Ma vuole farmi credere che parlerei insieme lì? Per far tutti che le vocali lì di fuori qualcosa? Ma hai sentito? Neanche roba da credere, tu ascolta. Va su, quando la figlia può vedere. Ah, niente, sentite qua, guarda la carega. Che sentite? Chi che va a pescarsi mi sento? Poi bisogna che ti fermi qua a casa mia, poi. Ma il bagno miglior che onde mi qua. Ma vi sono Dio per scommissiare e fai un baile qua a casa mia stasera. Un baile? Sì, mia Maria, caro che ti permessi anche a ti sto baile. Però manca, mica vai a caro, ma che te che mi mangia qua. Vestiti di lavoro, scarpe tutte spelate. Se anche sta cosa, non dice nessuno che si trova per su per me. Ma mi te dico me stesso, che le scarpe spelate, le robe mezze sporche. Questo è un segnale che si muovono l'ora donna, è vero? Un po' giusto, sbaglio, e noi stiamo là. Ho saputo le meglio, sente. Però una colla deve stare bene del carrero. Ma che non è meglio del carrero, sentite che mi scomincio. Ridatemi le cose su un esempio, mi scomincio. Parti neanche a poco bella stasera. Sei proprio bella, eh? Non è che ne va. Uno, vorrei dire che te guardi. Sentiti in questa carega e aspetta che lui vai a tirare ballare. E quando te vai ballare tu, andare pulito, che un'altra opportunità così, non so quando, Va, sa che le mie stasera ne colpo.
Allora sono ben chiappata. E lo stato lui dirtelo che lei è un colono. Non mi sono incorto intanto che valea. Ma che hai fatto come? Lei sta facile. E gampo non ci in scarsera. Valera viene da quando a pescare. Vi dico che era il fuoco. Perché era venuto a fare la pescata, allora mi dico che era un fuoco. E me pare un panuccino. È grande anche. Ma lei un altro positivo? Hai capito che sei un colono? Non mai stato le parole. E potete credere, sono un altro positivo. Che mostra parole che era stato perso? Perché sarà abismal, mi dico. E dico l'ora. Quanti che mi sono qui? Se mia colonna no. No? Cosa è l'onora? È un dottore. Un dottore! Grazie, signore, grazie per ascoltare la mia orazione. La mia fiola la va a sposare un dottore. Hai lo stato di dirtelo che lei è un dottore? No, mi sono incorto intanto che valea. Ma che ti ho fatto come adesso? E sta facile. E me da consultare partuto. Questi miei dottori, guarda, mi perde tempo neanche intanto di va. Adesso dico un mestiere, guarda. Un dottore della famiglia va sempre bene. Tanto non sta via sa lo scampare, non sta a perdere questa opportunità. Mi ha capito? Ah, se vai che stufai? Ma certo mi vuoi dire che sono vedo stufo? Sì, vedo stufo e piatto. Puoi fermarmi un poco? Sì! Puoi fermarmi un poco per descansare. Se mi stai per la travadetta avanti due, classe sì, per me tutto me va. Se la cosa getta, cosa si getta, mi è vero? A ginnarsela. Ecco, allora mi descanso. Ya che ti vuoi scappare via, sto tirando in giù così, no? Mi aggiusta, no? Neanche a voler saltarmi addosso, no? Ascolta, guarda, finché sono attorno ancora in Dio, senti, e quando sono rifatto questo vede fuori una pianta grande, bella, sotto la pianta un grammato, santo Dio ti ammira, forse mie di, guarda, il mio niente, devono sotto la pianta mie di, e fai una porcaria. Se lei fa una carne sporcaria, se combiniamo bene, perché la femo del bien canotto. Ma no, dimmi, combinarsi che? Si tu mi sto buchetti qua. A cavallo, e che cavallo? Dei pellegrini bei, Oh, una maraviglia! ci abbiamo i pellegrini, i postiamo intera, Ben distirai! per sbargai, E dopo? e dopo, E dopo? che caghiamo dosso. Cosa fate diventare frio? E a te sporcarie belle diventare? Scusa la serta quella. Senta cosa, mi conto di niente. Devo come che capi sante clipper dopo che ha detto qualcosa che puzza della cura? Devo, ma piglia niente perché se tu fai mi sente. Ma da che ora mi? Oh santo Dio, sarà che è andata a dormire senza dirmi manco no? Cosa siete andata a dormire? Severiti! Allora sarà andata là fuori di che notte al dottoretto, è sicuro quella, eh? Cosa siete lì fuori? Severiti! Ma se non la pensa di avermela fatta a me, mi vuoi fargliela io?
Vuoi andare a dormire. Vuoi andare a dormire e vuoi neanche aspettare che la metoda la venga ricolletata. La mattina, là a posto. Vuoi mostrare con quanti mani che si fanno a scuola. Va a dormire perché sono stufo e piano. E la mano alla posta. Guarda, quello è il giorno 26. 10 mesi che la Merchiola l'ha andata. Guarda, San dove? 10 mesi che aspetto per la notizia della metoda e fino a poi non sa, quell'altro non l'ha visto. Perché abbandonarmi proprio quando sono? Senza nessuno? Tutto l'insuglio che mi aveva che la metoda la venisse su grande, sana, bella. Me ne venisse tanto. Ma la cadesse qualche uomo, la se maridesse e così maridava la venisse la corona del putello. Perché mi passarmela. Ma adesso mi vedo qua, nata di più vecchio, abbandonato, senza nessuno. Oh, Signore, ti dico, ti dico che posso neanche credere che tutto questo sia di toccarmi la figlia di sangue. Gente, sta ora chi sarà? Mia vostra fiola! Ah, santo Dio, la mia viola della in persona proprio! Stato ventosa! Sono anche un po' di borda. Ti detto mai a ben per ricordare? A sera era sempre in gioca. E dell'altro mio padrino. Pa, posso dare uno struccone? Sì, cara viola, dovevo darne un gran struccone. Ma che deve per... Oh, l'hai fatto l'altro! Allora, Sago, come Dio? Oh, mi sei cara santo come un corpo! Che? Proprio? Guarda, tieni stretto, ma tieni stretto! Sago, ti regga su altro mio di te, Sago! Guarda, tieni stretto! Sago, guardiamo! Sago, stammi accanto, per non aiutare la tua casa! Sì, che vuole un che? Sago, cosa che è? Papà, sono da ultima luna. Ah, santo Signore, adesso pare che mi so. La prima sua cavallo di Antequa che con la fuora, la menano che l'ospedale a Guapore. Sì, ma per menare dell'ospedale a Guapore a cavallo della Egua, ma che vuole 5 ore. E vendere a Egua. La cosa non è Egua. Insieme io che te sì. Ma qualcosa tocca fare che sono. Ah, buttiamo la vita in beletto, va? Ma proprio. Quindi adesso che hanno preso con il quadro. Oh, basta, prendo. Oh,
Sai, sarà che la va per piedi. Un tuo fratello che la gatta è una simile adesso. Tutte qua. Vieni qua. Io che tanto? Guarda, le regine mi sbussano, ora ne ho un maschietto. E guarda, sono come che somiglia il nonno, guarda solo. Somiglia. Guarda che sangue ne... Proprio là. E tremo un pochettino más, sarà che da parte mi dico no. È sicuro perché mi ha soffrito tanto lo panasso. Sì, ma chi ti date a mangiare adesso? Mi? Ah. E non guava. Zetto, finché non mi viene l'arte che tocca bere caffè nero e caffè. In questa notte la presenza del deputato estadual da Regione do Veneto, signore Ettore Beggiato. Sciocchiamo le mani a lui. Per tanto famiglie che dell'ale se veglieste e che le abita qua fino il giorno di poi, con tanti discendenti. Il suo nome ufficiale, Dois Lajeados, posto ormai famoso per coltivare così bene le tradizioni italiane e per essere stati ben trattati per il Signore. Sì, se vedesse la bella paesaggi, il gabbio e la grazia di ver permanente sotto i suoi occhi. E dei due lasiadi viene il gruppo L'Ombrelin con la pezza El Bacchetto. Sciocchiamo le mani per loro.
Ma l'amore di Dio, Tati, deve venire fuori di sentimenti. Mamma, Cosa? perché la Marietta la gammia il Vatichin come il mio? Ma che no, è venuto bene che sono sempre iniziati della careca. Ma Virginia! Ecco, che brutta puttana! Perfetto, la torta, madre mia! Cosa voglia? Vuoi mangiare che Marietta? Radici con sai con la panzetta. È meglio così che altre cose rispettose. Mamma! Cosa, bambini? Te senti anche amico una goia? Ma l'amore di Dio, sai, dai. Mamma, mi vuoi maridarmi con la Marietta? Dai, che siete che spicciati sulla panza, adesso male? Ai! Maritati sì! Sì, no, no. Ma un devo correre come Roberto! Tasi, Maledia che una storta! Dai, la parete di giurica colpa, farina. Te che a testa somiglia una botta di vino! Dai, la colpa, farina. Mamma! Come sono venuto il mondo? Oh! L'ora la vergine di Viglietta di Frontotera! Brutta cosita, brutta storta! Dopo mia retto il quarto! Non mi credo, bambini! Tu pare quando l'hai fatto l'era ciucco! Te l'ho appena detto prima! Dai che smetti l'altro! Bravo, tanto, sì! Mamma! Andate a vedere un pupà che non ho mai visto qua a casa! È morto parecchio. Ma lascia, mi crede, bambini, ti voglio tanto bene! Sì, no, no! Tu ma le cose che ha fatto! Non saprei neanche tanto per fare! E neanche con della Virginia! Cosa non ho? Cosa? Te l'ho ben detto! Dai, papà. Ti abbiamo detto neanche per scherzo con le parole. E ora che più sapete tutto! Le coperte detto prima! Questa sei sua, Virginia! Vedo che dicevi di iniziarte! Dico, beh, che dito che ho tanta voglia. Voi di che Virginia? Di mangiare dici con sai Fernando. Lei è meglio così! È meglio! Casi dicono non sai niente. Mamma! Forza, bambini. Che sei mamma che mi vuoi sognare stanotte? Forza, bambini. Con la Marietta! Mai mi puoi sapere cosa che sei bacchetto e sfesetta! Ecco. Roberto, prima fai. I suoi mai a piccola casa poi. E le vecchie di lì, lui guardate la gente deve dire. Mi non va! Ah, non vai. Cosa ne dici? Ah, vai, non tira su perché vieni sotto! Roberto, forza di nel bacchetto. Ai, mai! No, vai, tirati fa male! Sì, bene. Era pronta a polenta dell'ormai la si brucia! Ora dici domani e domani. Adesso ti dico. Mamma, adesso ti sento so che non altri fa a casa! Intanto che nonno e nonna e dormi famiglie contentini! Dimmi mai, cosa che era? Bacchetto! Bacchetto del dottorato di piante da su a pilota. No, che fa male. Vai! E spesetta! E quella volta adesso che c'è un piccolo fuori. E ma io quella storia. No, ma io per te male.
fa presente questa notte con el grupo Bastimento del Mare para presentar la pieza La desgracia del mundo. Escogiemos le mans del povo.
qua. Dici ne un che moria che cavaliere proprio tanto che bene. Ma io non so se mi vuole. Non vai con gli occhi super grandi possano usare ora che il benedetto capitello qua. Sant'Antonio ti mi giunterà via qualche colpo a cantare il coroso anche a me. Il draghi che se mi visto fuori a un brutto bestiolone grande. Ma in questo viene che si provi così. Basta così, si lì. Stasera venirò a essere su il capitello qua. Cosa fa fuori ieri sera? Ma ancora me lo torno. Ma se non mi sbaglio, stamattina il monte Gigio e mi ha passato via. Con la testa? Non ditemi che non era aperto il calore del mio. Non capiate di andare a dormire dentro per i capitelli. La mia casa fuori. Guarda, vivetta. Gigio! Non mi insuni! Non è del trio! Mi mette qua la carappa! E stai bene sopra! Non mi insuni! Sacramento, che brutto bestiolone! Sempre con Giuseppe, Rosetta. Ma aspetta che incoiti, che nel pigrando provo fare di mandare sembricata amorosa. Sant'Antoni non son bonde catate maritali. Sa che lei perché Sant'Antoni che non è nel Cristo? Sa che siete il naso massacrato? No, per quello. Ma mai sentito dire che
Sant'Antoni, mi dirà che non ti fanno là. Questi sassi che facciona là Sant'Antoni, ma vedere se sia il coiticato umoroso anche per me Sant'Antoni. Che bel Sant'Antoni, che liso che te sei. Giustimi Sant'Antoni, ma qui coi. Già che ti idea per fare ancora qua. Brutto ostia, si trocchia ti. Vai qua su il santo e mi niente. Ma mi singolo parlare in trio che ti si rilacca ti. Il sacramento che dite che è una carta amorosa. E che mai parla, ma questo è parla, lo sai che cagà. Mi non so neanche a me, ma coi sì che Maria proprio a fede di marità. Ma allora, le moralisti da te? Ma anche subito mi volaria. Ma subito cosita. Ma piuttosto di aspettare ancora un altro pochettino, mi darei anche subito. Ma sai perché? Ma mi dasse no. Le sapessimi con una boia. E perché? Le maritarle no. Ma anche a miseria quella, ne so che maritate. Ma allora, questa è croce ancora in coi. Ma se ne fa lì, anche subito. E allora, mi sono me la etichetta, ma. Ma mi ti rinforzo, devo. E allora? Fase del santo e ti portano a cacciasa. Stato presente, bello anche al sindaco, Anche di giorno 27, nella Camera dei Consiglieri Municipali si farà un incontro dei segretari dell'agricoltura da Mesne. Attenzione, là sì, il formaio e anche la facca. E dice che a Carlos Barbosa gli produce 20 sorti differenti di formaio, un meglio dell'altro. Ed è gran furbi chi sei, per non ciapparsi più in trio. Ha una delle più grandi industrie di cutelleria del Brasile. E non so formaio e facche, ma anche fabbrica tante belle cose. Ma come noi Gamia potessimo mandare nel formaio, gli manda una cosa meglio ancora. Il gruppo Cantarrane che presenta la peça La incredibile storia del sotto che il ga guadagna una gallina d'oro. Giochemmo le mani per loro.
gli occhi grandi negri, 2 metri di altezza e un naso, un naso così lungo. Non vedo l'ora di vederla sposata. Vedo questo, a che darò tutta la fortuna. Però quel che vuol maritarsi con sto spavento, che toccherà prima farla ridere. Lontanela, che s'era una famiglia con 3 fratelli, 2 che s'era ben furbi, poi cassaveste con sto bar, che si è andati a far ridere la fiola del re. Quell'altro mezzo disgraziato poretto, e voleva andare insieme, manca lui, Manoni che gatito. Va là, di no, se si un po' le bauco. No, andavano altri suoi. E si è andati via. Poi passea davanti una paluca, poi passea davanti un baiano, e che sentisse una voce che gritea: aiuto, aiuto, aiuto! Con questo si ferma e sente un'altra volta: aiuto, aiuto, toccati gli uccidete! Lori si ferma e che ha visto una vecchia che non era via buona di venire fuori del barro. Aiuto, aiuto, che me nego! Che la staga là, sta scatola vecchia. Fatto ti tirarla fuori? Mi no! Partite voi! Mi potete far ridere la fiola del re! E i dottori si sono andati via senza badarghe, perché noi vogliamo via perdere tempo per andare al castello. Ma cuore vecchia, e il terzo fratello era sotto di una gamba, sotto. E già Pallavalli che s'era avanzato e per disgrazia l'era sotto anche al cavallo. E non sulti sto buon cavale via, col passa anche il baiano e sente la voce: aiuto, aiuto, per carità! E è andato a vedere che cosa che era e ha visto una vecchia impiantata nel baiano che la osea. Aiuto, aiuto! Sta vecchia, la che t'ha fatto peccare, è andato a tirarla su. Su nonna, dammi qua la mano. Più tempo che ti cavo fuori, presto nonna. Ella per ringraziarlo che la aveva salvata, la che ha dato un uovo d'oro con queste parole: questa sarà la tua fortuna. Vedeva altri questo povero toso, mangia fa delle gambe, sotto,
finestrella. Quando l'udero mai dormiva, la dosa vivece in camisa, la va dentro per la finestrella e la acciappa la gallinetta. Ma come che per castigo la resta là intaccata? Allora la scomincia a osar. Aiuto, aiuto, vieni con i qua, necca! La seconda sorella, con la d'ascoltarmi la ciavea, basò anche ella. La fa partirar sua sorella e la resta attaccata anche ella. Ed io
finalmente la fortuna del re. Ma piuttosto che niente. Nel futuro, domani o dopo, con la responsabilità di levare avanti e portare avanti questo nuovo o nuovissimo idioma nel mondo, questo nuovissimo idioma che si chiama italiano, l'italiano. Qua Zedrio essere vendesto a R$2. Che italiani, i seduti postati su parimonti del nord del Rio Grande, tocca a chi vaghi via per le bande di Santa Maria, per vedere i frutti dell'antica quarta colonia. I che conserva grande parte della tradizione italiana e ancora dimostrarne un poco di quel che ha de voi. È il gruppo Frottole del Baracon che presenta la peça Una del zio Bertussa. E erano fuori quelli, Salvatore che mi abbiamo dato la cosa! Basta
spissati da noci, no? E Dio un pochettino solo che fa spissa fin su di da noci. Due robe di un
troppo solo, tu e no. Chissà che manca una volta che veda sincero, non sempre giù. Beh, di chi c'è sempre una, sempre una. Se devo passarmi da ormai. Ah, ma così, caro da Dio. Beh. E se che far filò senza cantare non si mira filò. No, cantiamo un po'. E allora cantiamo. Ma cantiamo un po'. Basta che cantiamo allora. Aspetta un pochettino, ascolta qua. Chi sanno altri cantiamo quel canto della Madonna, quel canto bello che tutti sa cantare. Dal tuo celeste trono, cosa canti tu? Maledetto se non è un'altra volta. Chi sei che comanda i fabricieri, in canonica e in cesa? E preti. E qua dal Vertuso chi sei che comanda? Quasi a mamma che comanda. Come fai a dormire? Qua sono lì! Dopo di lì! Ma prete nati siamo quando a casa del Vertuso che mi piace bene. Se mica mi piace a quantina anche a me. Qualcosa lo cantiamo qui a Ticciu che tu. E dopo vi montiamo un'altrettanta. Bene, allora cantiamo. Cantiamo. Allora cantiamo. Mi canto da primo. E mi canto da secondo. Sarafina, vieni a cantare anche a te. Vieni, Sarafina. Passa io. E mi vado a dormire. Buonanotte. Guarda, attacca a suonare lì che dopo cantiamo. Ma setto c'ho la Serafina che contenta la va a restare sapere che non come vesto neanche una corsa di cacciasse c'ho.
che è maledetta della puttana che ha giocato. Maria Santa, senti. Stanotte, c'è a notte che vieni fuori un altro turistico. A sonnetto un po', non ho fatto niente. A me lavo solo i piedi della caicia in go, in su è tutto netto, tutto scialabon, ciò. Ah, Maria Santa. Sento la Serafina, anche tanto che voglio tanto bene, anche devo fino persino a lei. Serafina, me Serafinetta, a te voglio tanto bene che ti compro una lambretta, maledetta. Solo nella caricia in dopo, perché in su è tutto un letto qui. Anche c'è un po'. Ne gote smentegate. Ah, che sa tanto la bomba adesso che guai. Adesso che sono netto che sa la bomba a dormire lì. Silenzio assoluto, nessuno risponde. Serafina, maledetta puttana!
abbiamo una ciuca da restare ma con 5 anni ciuca. E se tutti i fioi si orgogliano della sua genitora, cosa diranno altri che avevano una mamma così bella, che l'ha insegnato tante belle cose e che adesso l'ora la si veste tutta di oro. La nostra mamma la è la città di Guaporé, con tante viste per contentare gli occhi, bei predi, tante ricchezze, particolarmente adesso che la mostra in tela la sua prima e fico. Tutto quel che i guaporensi e buoni di fare in auricolore e tante belle cose, corso di arte scenica e il gruppo Tutti Buona Gente per rappresentare l'ultima pezza di questa sera è il filò, è scioccevole ma parlori. Va bene, impegnaremo il letto, ma prima puoi mostrargli i ritratti antichi, i senza risuonarne tutte le sere. Allora aspetti qua che la nonna lava con la cassetta e va a mostrare a altri, e almeno la popina del letto.
I vincitori del 7° concorso di arte scenica. E adesso faremo una festa del Sacro del 7° concorso di arte scenica. Chiamiamo i personaggi e il sotto. Chiamiamo Giuseppe Castro e il viceprefetto per fare l'entrega alla personaggio chiamata Serafina.
E Sky trio le cortine lì, Tu sento reai. Chiamiamo il signor Di Morvan Franceschetto, il presidente della 10ª universitaria, a fare l'intervento per il secondo posto nel 7º concorso d'arte scenica e anche il premio territoriali favoriti al rappresentante del gruppo. Chi sarà? Attenzione il gruppo Paraquastata e Sky, Marostica Caffè, il meglio caffè di Brasile, qua a Serra. Sapete dove è, no? Marostica Caffè, il meglio caffè di Brasile, anche dell'America, del mondo, ecco. E finalmente, signore e signori, faremo l'entrega del trofeo del primo posto del festival e del concorso che ha promosso la letteratura e frottoli non italiani. Finalmente chiamiamo il signor Giuseppe Castro